L'Agenzia regionale Palalenghe Furlane ha presentato un nuovo sistema di certificazione dalla Marilenghe con una serie di nuovi imprese didatics, un'attività ideata ad con l'Università di Udine. Nuovi strumenti didattici per lingue furlane sono stati presentati in Sala Florio a Udine. Un chiacchierino con il presidente dell'Arle, Feros Cisilino. Perché sono importanti questi nuovi strumenti? Sono già tanti importanti proprio perché si dà inviamento a tutto un percorso formativo di alto livello che al possei affrontare anche in maniera autodidatta, ma disin che è stato pensato proprio per una formazione universitaria che darà la possibilità di avere certificazione su 3 livelli e darà la possibilità proprio di arrivare a un criterio professionale di conoscenza della lingua furlana con virgiduri importanti anche sul mondo lavorativo. Non nome che al dopo la lingua furlana in maniera normale, quotidiana, ma anche con virgiduris quei settori che magari come non siamo abituati forse a vedere sempre dopo la furlana. Un lavoro che scaturisce con le collaborazioni di Regione, Arlef e Università di Udine. Professor Peter Lunger, perché è importante questa collaborazione per arrivare a avere questi strumenti? È veramente importante questa collaborazione perché l'università a noi ormai è situata a lavoro in un sistema territoriale che lavora insieme a pro dalla nostra comunità furlane e l'università per i suoi compiti è stato domandato pronta questi materiali per la certificazione e serviranno sia per la certificazione di 3 livelli di competenze dal Furlan, livello A, B e C, ma dopo anche per la formazione permanente da insegnanti che alla RAN insegna il Furlan. L'università ha già attivato un curriculum tal corso di laurea in scienze della formazione primaria e lì già è un curriculum che studi in quel curriculum lì a imparare per Furlan e a insegnare il Furlan e anche per Furlan. Però che robe qui dopo si slarga questi materiali per la certificazione che commenteranno anche per altri insegnanti che insegnano dall'asilo agli elementari, agli medis, ai fantassi e ai frus furlans. E che chi ha le meriti dalla professore Fabiana Fusco, professore di linguistiche dal Nesti Ateneo, che ha guidato il gruppo di lavoro che ha approntato i materiali.